La Confartigianato porta avanti ogni giorno una scommessa importantissima, quella che la tradizione, l'esperienza e il cosiddetto saper fare non potranno mai essere sostituiti da nessuna macchina. L'ufficio di Confartigianato di Bruxelles, ma soprattutto, e vi chiedo veramente un applauso fortissimo, per i cuochi che vi hanno preparato questa serata. E chiedo ai cuochi che si spengano un attimo di venire qui con noi perché meritate un applauso. Solo due riflessioni per quanto riguarda Confartigianato, che ha l'orgoglio di essere qui presente e di avere un'eccellenza territoriale come quella veneta, che sa esprimere prodotti e capacità di trasformare questi prodotti in quei valori che sono anche frutto della cultura, che è un patrimonio che è parte del nostro vivere. Si usa dire che le persone sono quello di cui si cibano. Ovviamente questa è una riflessione portata in termini della cultura, però la cultura del cibo, la cultura del saper vivere bene, non è diversa dalla cultura che i popoli sanno esprimere. Io veramente ringrazio questa occasione che ci è data da parte di Mara Bizzotto per avere ovviamente creato le opportunità di essere ospiti in questo luogo dove non è con polemica, ma a volte vengono fatte delle direttive che ci mettono un po' in difficoltà nell'interpretazione, soprattutto nell'alimentazione, che però grazie anche alle azioni dei nostri parlamentari poi si riesce a correggere. Ecco, io chiedo estrema attenzione a questo perché altrimenti rischia di cancellare quel patrimonio di cultura, del sapere e che poi è anche fonte di benessere e di economia. And to support a sector that represents a driving force for the economy and the promotion of my region.